Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati, vi presento subito i nostri ospiti, naturalmente SPI CGIL del Veneto, ben ritrovate, era un po' di tempo che non ci vedevamo, facevamo un po' il punto della situazione, prima gli anni volano letteralmente, e allora Ivana Fogo del Dipartimento Welfare SPI CGIL del Veneto, buongiorno, grazie buongiorno di essere qui con noi, ben arrivato, ben collegato qui con noi Gino Ferraresso, sempre del Dipartimento Regionale SPI CGIL Welfare Veneto. Grazie Ferraresso. Buongiorno a tutte e tutti. Ben ritrovato anche a lei. Allora, il tema, lo preannuncio, non è dei più semplici, ce ne rendiamo conto, ne abbiamo parlato con il sindacato SPI CGIL più volte, però è bene comunque affrontare queste questioni. Parliamo del PNRR, di cui tanti ancora non hanno compreso la portata, ogni tanto viene fuori quando c'è bisogno di fondi, quando ci sono progetti che si appoggiano a questi stanziamenti, quando bisogna trovare, però poi molti concretamente non hanno capito come va a dipanarsi e soprattutto che valenza assume. E allora, per fare chiarezza su questo vedremo di essere supportati da alcune slide semplificative nei limiti del possibile, poi naturalmente questi temi li riprenderemo, però vediamo un po' di capire qualcosa in più. È bene farlo, bisogna insomma metterci un po' il naso dentro. Allora io direi di incominciare, mi permette Ivana Fogo, con Gino Ferraresso, per spiegare che cos'è coniugato nella problematica dell'assistenza sanitaria territoriale, di questo nuovo modello organizzativo che dovrà attuarsi, il PNRR, cioè quindi questi stanziamenti dove avverranno, come avverranno, cosa dovrebbe esserci di nuovo e di meglio, oppure per voi di critico e quindi poi da valutare. Ma prima di tutto vorrei intanto partire da una cosa essenziale, è che se l'Italia non facesse parte dell'Europa avremmo molti grandi problemi a seguito di quello che è stata la pandemia. Stando all'interno dell'Europa, con l'Europa si è deciso di finanziare dei provvedimenti a livello nazionale all'interno di tutti gli Stati europei, finanziando dei provvedimenti che in Italia si sono riassunti in quello che è stato chiamato PNRR. Cosa significa PNRR? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In sostanza l'Europa ha finanziato attraverso però dei progetti che vedremo con molti miliardi di euro questi progetti, e una buona parte di questi miliardi sono arrivati al nostro paese. Allora, quindi questi soldi servono per rilanciare le economie dei singoli stati europei. Il PNRR prevede dei precisi obiettivi cadenzati temporaneamente. Ciò significa che per ogni progetto, per ogni riforma che vedremo, sono previsti dei tempi molto stringenti, e solo se si raggiungono questi progetti, queste riforme, vengono erogati i soldi. Non è che l'Europa ci darà i soldi così. Il PNRR italiano prevede 151 investimenti, quindi ci sono 151 progetti di investimento, prevede 63 riforme, di cui una ne parleremo oggi, appunto quella dei servizi territoriali sociosanitari, e come ho detto prima, all'Italia per realizzare questi 151 investimenti, queste 63 riforme, arriveranno 191 miliardi di euro, quasi 192 miliardi a dire la verità. È bene precisare però che questi soldi non sono soldi, come dire, cash, sono soldi che per quasi 70 miliardi sono a fondo perduto, e ben 123 miliardi quasi sono invece prestiti a tasso agevolato, ma sono prestiti, quindi sono soldi che poi comunque noi dovremmo restituire.
Il PNRR italiano è stato suddiviso in 6 missioni, cioè 6 grandi tematiche sulle quali appunto sono arrivati questi 191 miliardi. Le 6 tematiche sono la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura e il turismo. Per questa missione, che è la missione 1, sono previsti 21 miliardi di euro. Poi c'è la missione 2, che è la missione sulla quale sono previsti più finanziamenti, 31 miliardi di euro, che riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Velocemente la missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile, 13 miliardi, per l'istruzione e la ricerca 16 miliardi, per l'inclusione e la coesione sociale la missione 5, 10 miliardi, e infine la missione 6, di cui parleremo oggi, la salute, sono previsti 15,63 miliardi di euro. 15,63 miliardi di euro per la salute, per fare cosa? Allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e lo sviluppo delle competenze. Allora, come abbiamo visto prima, però, non solo sono previsti dei finanziamenti per realizzare alcune cose che vedremo adesso, ma sono previste delle riforme. Una di queste parleremo oggi, quindi una delle 63 riforme previste dal PNRR, che ha dei tempi stringenti, nel senso che questa riforma doveva essere approvata entro il 30 giugno di quest'anno, è appunto questa riforma dei servizi territoriali. Una riforma che dovrebbe garantire a livello nazionale dei servizi e delle prestazioni uniformi e uniformi a livello territoriale. Quindi parliamo non tanto di ospedali, ma parliamo di territorio. Per adesso io mi fermerei qui. Va bene, dopo entriamo anche, dopo un po' tirando le conclusioni, riprendiamo la parola. Allora, entriamo a gamba tesa, assistenza sanitaria territoriale, questo nuovo modello organizzativo. Vediamo un po' anche qua la prima slide di supporto, e questo, eccola qui, è il tema che affrontiamo, il DM 71, la slide successiva. Prego Ivana Fogo. Sì, allora, il decreto ministeriale 71, allora noi descriveremo velocemente che cosa prevede, cercheremo di farlo anche semplicemente. Insisto, che cosa prevede, non che cosa c'è o che cosa ci sarà. Quindi adesso parliamo di quello che prevede questo decreto ministeriale, e poi vedremo magari in futuro che cosa c'è in Veneto, che cosa fa la Regione del Veneto. Quindi parliamo proprio dei servizi che sono previsti e come sono interconnessi fra di loro dentro questo nuovo modello. Cioè praticamente, semplicizzando ancora di più, perché vedo qua le voci, vediamo la slide un attimo, facile accesso ai servizi sociosanitari, cioè vuol dire che quando noi dobbiamo accedere alle case di riposo, faccio l'esempio, allora, adesso tutto è complicato, perché un dato di fatto, basta parlare con le persone che hanno una persona anziana, o chi peggio da solo, anziano, ha delle difficoltà, si strappa i pochi capelli rimasti e veramente non sa dove sbattere la testa. Questo dovrebbe semplicizzare? Allora, questo dovrebbe aiutare, anche se qui non parliamo di il decreto ministeriale 71 non parla di case di riposo, attenzione, adesso vedremo nelle prossime slide, però insomma diciamo che aiuterà. Ecco, a dirla molto semplicemente, dovrà aiutare i cittadini, la comunità a trovare le risposte, e soprattutto il distretto diventa il luogo
principe, cardine. Ecco. Esatto, allora, dicevamo, facile accesso ai servizi sociosanitari, quindi stiamo parlando del territorio, è importante fare questa differenza. È importante il fatto che stiamo parlando di standard territoriali, mentre il decreto ministeriale 70 parlava di quelli ospedalieri, quindi insomma il territorio assume una grande importanza e una grande dignità, e ridisegna la medicina di prossimità, cioè quella che dobbiamo avere noi cittadini vicini a casa, quindi non l'ospedale, non la casa di riposo, è un'altra struttura. Quindi ospedale è una cosa, casa di riposo è una cosa, poi si parla di medicina del territorio. Noi qui stiamo parlando di medicine... Che è quella importantissima, quella di prossimità. Diciamo che questo nuovo modello è una grande opportunità. Così come è scritto, poi vedremo come sarà applicato, ma così come è scritto lo dobbiamo analizzare bene, imparare bene e ecco. Quindi dicevamo facile accesso ai servizi sociosanitari, una risposta continua e coordinata in base ai bisogni che dicevamo prima, no? In base a quello che un cittadino ha bisogno, deve trovare una risposta facile e soprattutto l'altra cosa fondamentale è avere una risposta integrata. Noi oggi siamo abituati che andiamo dal medico di medicina generale, dal medico di base, importantissimo, una porta importante verso il Servizio Sanitario Nazionale, ma noi abbiamo bisogno di tante risposte. Troveremo una risposta anche multidisciplinare. Ecco, una cosa, chiedevo questo, uniformità. Il distretto uno ogni 100.000 abitanti. Esatto, circa. Allora qua ecco, guardate questa slide, questa fa un riassunto di tutte le strutture che sono previste, che dovranno essere attivate, come sono attivate, che standard devono, cioè che modello devono avere in base agli abitanti e che quanto personale in base alla struttura di cui stiamo parlando. Non vi racconteremo tutto, però è importante vedere questa slide. Qui tutto questo, tutte queste attività, chiamiamole, queste prestazioni, questi servizi, li troviamo dentro al distretto. I distretti ce li abbiamo già. Non è che non ce li abbiamo, ma oggi qui assumono come dire, un'importanza principe. Sempre in questa slide c'è il decreto ministeriale prevede per esempio, intanto diciamo un distretto ogni 100.000 abitanti, poi se volete vi faccio anche qualche esempio così ci capiamo. Ma la cosa interessante è questa, quel numero prevede un numero unico europeo per le cure non urgenti, cioè io sono abituata a chiamare il 118 se ho un problema grave, urgente, un'emergenza. Qui lo posso chiamare se ho un dubbio, una necessità, anche forse un'informazione rispetto alle cose che dicevamo prima. Quindi l'11 61 17 116 117 per cure non urgenti, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi questa è una grande novità. Certo. Poi vedremo che il decreto ministeriale ne prevede uno ogni 1 milione, 2 milioni di abitanti. Facciamo l'esempio, siccome il Veneto ha 4 milioni e 800 mila abitanti, giusto? Sì. Il Veneto, no? Quindi in teoria, secondo quello che è scritto in questo decreto, dovremmo averne 4 o 2 o 4 punti centrali alle quali potersi rivolgere. Ecco. Io continuo a dire quello che dovrebbe esserci. Il distretto 1 ogni 100.000 abitanti. Questo perché? Appunto per quello che dicevo prima, perché il cittadino dovrà trovare la risposta vicino a casa sua, ma davvero però, non per finta, ok? Quindi dentro questo distretto, qua rivediamo il grafico, dopo andiamo in pubblicità. Dopo andiamo a vedere servizio per servizio. Sì, comunque avremo l'ospedale di comunità, la casa di comunità. Sì, allora partiamo. Sì. Esatto, quello che vedete lì, che non vuol dire, attenzione, dentro al distretto, no, ma nello stesso ambito geografico, ok? Non è che fisicamente, però prevede che ogni 100.000 abitanti, diciamola così, ogni 100.000 abitanti devono esserci questi servizi qua. Quindi anche l'infermiere di famiglia e di comunità. Esatto, allora partiamo prima di tutto dalla casa di comunità, scusate parto da qua, perché è davvero, questa è la struttura più rivoluzionaria, nel senso che partendo, diciamo, tanto per farvi capire, dalle esperienze dei medici di medicina generale di gruppo, no? Le medicine di gruppo,
sapete che anche qui a Padova, nel Veneto, ma anche qua nella nostra ULSS di Padova, ci sono dei medici di base che si sono messi insieme e che tengono aperti gli ambulatori, no, per i loro assistiti anche 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Bene, si parte, diciamo che l'esperienza è quella, in realtà la casa di comunità diventa molto di più, perché la casa di comunità, anche questa è prevista una ogni 50.000, 40.000, 50.000 abitanti. Dentro vedrà, intanto dovrà essere una struttura aperta H24, quindi avrò, noi siamo abituati che è l'ospedale che è aperto H24, no? Invece no, avremo nel territorio, dentro al distretto, avremo queste strutture aperte H24, 7 giorni su 7. Le case di comunità dovranno essere un certo numero, come dicevamo uno ogni 40-50.000 abitanti, e dentro avranno medici di medicina generale. Sono di due tipi, quelle più grosse, H24, quelle SPOC, quelle meno grosse, chiamiamole, si chiamano, scusate, hub, quelle H24, SPOC, quelle H12, e terranno dentro anche gli ambulatori dei medici di base. Quelle saranno aperte H12 6 giorni su 7. Quindi troveremo una risposta continua, ma vicino a casa nostra, no, all'ospedale, vicino. Allora interrompiamo qua, una risposta continua vicino a casa, si parla anche di infermiere di famiglia e di comunità che dovrebbe dare assistenza domiciliare a casa. Parliamone tra poco in modo più approfondito, subito dopo la pubblicità. Perfetto.